Buonasera, ben ritrovati. Ringrazio per essere qui con noi la Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, benvenuta. Grazie, buonasera. Torna con la fiducia. Andiamo alle critiche, perché un telespettatore, Domenico Lo Sapio, Zaccariotto Forcolini, ma che bella telefonata, 2 persone, 4 poltrone e parlano di potere romano. Mi fa piacere rispondere a Domenico Lo Sapio, ecco, perché Domenico Lo Sapio sappia che la doppia poltrona che io occupo, come la doppia poltrona che occupa Forcolini, non è pagata in maniera doppia. E quello che dicevo all'inizio della trasmissione, ciò che si è sempre criticato, che come sindaco io facevo anche il presidente della provincia, benché fossi stata eletta, va bene, da parte dei cittadini della provincia di Venezia, oggi viene imposto assolutamente da parte del governo con quello che è il disegno di legge delle province. Le province dove andranno oggi i si sindaci. dice che per fare il presidente della provincia e il consigliere provinciale bisogna essere solo consiglieri comunali e sindaci, quindi questo lo sta dicendo il governo attuale e ribadisco per l'ennesima volta e tutte le volte che ho l'opportunità che avere le doppie poltrone significa avere un doppio lavoro, significa lavorare 20 ore al giorno ma percepire uno stipendio o un'indennità unica. Questo va precisato. Io che sostengo da tempo che serve una pensione unica, che troverei giusto che lei come Presidente della provincia piuttosto che come Sindaco avesse dei contributi come ce li hanno i parlamentari consiglieri regionali per avere, non mi piace la parola vitalizio, una pensione però riunificata al suo lavoro di assistente sociale, carriera unica. Non so se ci sia, anzi mi risulta che ci sia incompatibilità di indennità di carica fra Sindaco e Presidente di provincia, però non c'è incompatibilità di indennità di carica tra sindaco e parlamentare, tra presidente di provincia e parlamentare. Forcolini lascia, e lo so, la sua indennità di sindaco al suo comune per libera scelta, così come faceva Dussina Castelfranco, ma se avessero voluto intascarla potevano. Che sia chiaro, no, non facciamo finta di... perché queste purtroppo sono incompatibilità a metà della legislazione italiana. Telefonata, buonasera. Pronto? Pronto? Ci dica. Vorrei chiedere alla signora come fa a fare 20 ore al giorno di lavoro? Essendo politica, ha sempre qualcosa da fare, da mangiare, da dormire, da lavarsi. Come fa a fare 20 ore di lavoro? Adesso glielo rispondo. Adesso ce l'ho proprio. Se vuole anche le do il numero di telefono di casa di mio marito e di mio figlio. Che le seguo con Forcone. Ecco. Quindi io quello che ho detto prima è che noi non abbiamo doppia indennità, abbiamo un doppio lavoro. No, quindi per una responsabilità che noi abbiamo, io sono sindaco di una città di 42.000 abitanti e sono il presidente della provincia. Divido la mia giornata correndo come ho fatto questa mattina da Venezia per fare giunta, a San Donale 3 per fare giunta nuovamente, sono qua e poi ritorno nuovamente nel mio comune a San Donà di Piave. Finisco di lavorare, vado a casa, se mi è possibile cerco di dar da mangiare a mio figlio che ha 8 anni e li metto a letto. Lei ha detto 20 ore è un po' esagerato. No, ci sono dei giorni, allora io le sto dicendo, facciamo anche 20 ore al giorno, consideri che l'attività del politico non è solamente quella che viene svolta all'interno dell'istituzione comune e provincia. Il politico quando ha finito di andare, ecco, lei consideri che quando noi facciamo, ma non vuole dire che è tutti i giorni, è chiaro questo, perché altrimenti adesso chiederei un appuntamento in psichiatria, mi pare ovvio. Signora, però quello che va sottolineato è che noi, finito di andare in comune, in provincia, ripeto, abbiamo i consigli comunali, i consigli provinciali, le riunioni politiche, andiamo a casa alle 3 di notte, lavoriamo di domenica, lavoriamo di sabato, lavoriamo quasi tutte le sere. Ecco, quindi voglio dire, uno può dire chi te l'ha chiesto. Sì, però anche questa è una battuta che non accetto. No, non è una battuta, perché io vorrei che tante persone, no, l'ha scelto lei di fare due cose. Io vorrei che devo anche dirle che non conoscevo questa fatica, nel senso che l'ho scelto e dopo sa che la fatica è sempre in relazione alle responsabilità che uno si vuole assumere. L'ho sempre detto che era un suicidio, se si ricorda. Certo. Me ne dato che lo però dicevo. credo che sono disposta a misurarmi nei miei impegni ogni giorno con la mia gente. Mamma, lei lo sa che l'ho sempre detto, è un suicidio. Purtroppo sì. Signora, scusate mille, tra l'altro mi diceva Forcolin che avevano presentato, Lega Nord, io non ho visto le carte, aveva presentato un emendamento per arrivare a una riunificazione pensionistica di quello che percepiscono i
I politici però questo emendamento da PDL, PD, Terzo Polo sarebbe stato bocciato. Io chiedo di poter fare un intervento in questo senso. Io capisco e condivido tutta l'amarezza anche del signore che è intervenuto, ma ritengo anche che sia ora di finirla di generalizzare. Quindi c'è politico e politico, c'è ruolo e ruolo. Va precisato che sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, consiglieri provinciali percepiscono delle indennità che non hanno nulla a che vedere con quelle che sono le indennità dei consiglieri regionali e di quelli che sono i parlamentari. Allora, e ribadisco ancora che noi non abbiamo diritto, perché lo prevede il legislatore, alla doppia indennità. È obbligatorio scegliere una sola. Mi scusi, ma voglio dire anche che io sono sindaco da 9 anni, non ho ricevuto nemmeno quello che è l'aggiornamento Istat della indennità. Questo per dire che bisogna saper fare delle distinzioni. In questo momento di antipolitica continua a dire pubblicamente che troverei giusto che i suoi 9 anni a sindaco avesse una contribuzione sì, però la gente continua a generalizzare e la gente deve avere l'informazione corretta. Non sto generalizzando. No, mi riferisco. Ho ripetuto, le sue indennità sono incompatibili. Le indennità di Forcolì non lo erano. Io parlo, queste sono le stranezze della... Però un'altra cosa che bisogna dire è che si parla sempre dei politici, ma mi pare che abbiamo letto 2 giorni fa o ieri, va bene, che ci sono delle persone che non sono politiche, ma che lavorano all'interno dello Stato. Vedi quello che ha il capo della ragioneria che percepisce 550.000 euro all'anno, o quello che è il capo della Guardia di Finanza, o quello che è il capo dei Carabinieri che percepisce 600.000 euro all'anno, e si continua a dire che i costi sono quelli della politica, perché questo è quello che si vuole far credere alla gente. Lei non ha dirigenti che percepiscono stipendi più alti del suo? Certo. Questo... Certo, però trovo anche sbagliato, però la gente guarda comunque il politico. Trovo anche sbagliato che se 2 pensionati, marito e moglie, vanno in pensione, tagliuzzano di qua e di là per il cumulo del reddito, mentre non c'è cumulo, non c'è nessun tagliuzzamento se una persona ha un reddito, cioè una pensione un domani da quello che è il suo giusto passato professionale, e può avere una pensione vitalizio da consigliere regionale, una da deputato, una da senatore, una da europarlamentare. Qua uno può arrivare a accumulare 5 pensioni, ripeto, la sua attività professionale, una legislatura da deputato, una da senatore, una consigliere regionale e una da europarlamentare. È demenziale, sì, ma non c'entra con chi le percepisce. Ma non bisogna generalizzare, purtroppo. No, ma sono le leggi che sono sbagliate. Ma quello che si sta facendo adesso è che si colpisce tutti in maniera uguale, invece ci sono delle differenze. A me di spiegare in maniera corretta. Sì, ma non lo sto dicendo a lei. La mia preoccupazione è verso i cittadini e verso tutte quelle persone che giustamente si stanno allontanando dalla politica, ma si vuole anche trasmettere a questa gente un'informazione che è scorretta. Intanto grazie a Giulio per il buona trasmissione che mi ha scritto, telefonata. Buonasera.